Eccoci di nuovo qua. Ben trovati, Ma li ben senti gli trovati. applausi? A te Non ti ce n'è emozionano gli applausi, Ma come, non ce li n'è, senti? ragazzi, Zitto, non senti. ce n'è. Niente, Nella tua testa. forse, no, sempre. no, ma non li senti tu, Va bene, ma Ci abbiamo lo so, qualche 400.000 persone No, presenti. 400.000 persone ne aumentano Sì, sempre. Sì, è così. Vabbè. Allora, oggi voglio parlare di ricette di una volta. Bello. Però spaziamo un po' ovunque, spaziamo dalla Lazio Sì? e Sicilia. E Sicilia. E nel Lazio anticamente si faceva una pasta che si chiamavano i pizzicotti. Ah, ok, E poi ti pizzicotti, spiego mai perché i sentita? ti spiego Pizzicotti? perché. Così, Fatti in quelli caso. così, Esattamente. Pizzicotti. E questa puntata si chiama l'impasta della nonna. L'impasto della nonna. Impasta. L'impasto della nonna. L'impasta. Ma no, impasto, se No, parli di impasto, siccome si dice facciamo impasto. un impasto Sì. e poi facciamo anche la pasta, è più bello l'impasta della nonna. Ma non è che puoi inventare tu le Perché parole no? per come ti viene meglio, ma Io che dico, io c'entra? sono Ma si dice un impasto, inventore, cioè l'impasta, l'impasta, lasciatela ragazzi. parlare. E faremo dei pizzicotti alla Che ricetta è questa? Faremo Proviamo dei pizzicotti a sottoterra! Esaurita? No? Oppure allora, All'arrabbiata. brava! I pizzicotti Questa è un pochettino più, diciamo, esaurita che arrabbiata. vabbè. arrabbiate, allora arrabbiate. Senti Desiree, oggi faccio i pizzicotti, va bene? Questa è arrabbiata, sì. Esatto. E la gente ci viene appresso, il peggio è questo. Vabbè, allora, Adesso facciamo la presa della bulla. dai, Che non è la presa della Bastiglia. la presa della bull, ma Io che sto cos'è? prendendo la bulla, dai. Facciamo la presa della bull, La presa non della so, Bastiglia. cosa vuoi, c'è la presa della musica? bulla. Tu quando prendi una compressa non vuoi capire la presa della Bastiglia. Quella. E mettiamo della farina Sono in forte imbarazzo. bianca, capito? Sì. Mi dai un cucchiaio? Mi dai un cucchiaio. Poi prendiamo Adesso un po' fai, metti di Metti. farina di semola, così. Ok. E siamo circa a 200 grammi. Quindi com'è la dose? 150? Chi è? Eh? Che è successo? Chi è? Che cos'è? La campana della box. Facciamo questo di qua. Poi Facciamo questa di mi qua. dai l'olio, così. Non lo so dove Un andiamo cucchiaio oggi, d'olio, ragazzi. Sinceramente così. non lo so. Guarda. Poi prendiamo Sì. Chi è? avanti 100 grammi di acqua tiepida, Ma hai fatto la fontanella? Hai messo l'olio così Sì. dentro? sì, e andiamo ad aggiungere così. Dai. E penso che tanto basta. E penso che cominciamo tanto basta. A dare una mischiata. Chiaramente, Sì. cosa accade? E che ne so? Accade che questo composto Fa lo la andiamo reazione? a impastare No. e dobbiamo aggiungere, che nella pasta di solito non si fa, ma in questi qui si fa, Sì. perché è una ricetta, ti ripeto, antica, andiamo ad aggiungere un pizzicottino così Un po' di lievito. di lievito. Così. Quindi, L'ho messo male, perché di solito il lievito, sai come si mette? come così. si mette? Non l'ho capita questa, Il ragazzi. lievito di birra. Ma di dove mi vengono? Certo non mi vengono bene. E cominciamo. Abbiamo messo il lievito che di solito non si mette. Vabbè, Avrei bisogno di un altro pochino d'acqua. vai, va? ci penso Dammela. io. Un filino. Un altro pochino, non troppo filino. Tu hai detto un filino. Sì. Basta? Ok, e impastiamo. E impastiamo. Dopo che abbiamo impastato è chiaro che deve riposare. Ma noi Sì? cosa abbiamo? L'abbiamo già fatta. E lo andiamo a prendere. Dai. E lo andiamo a prendere. Bene, Fatto, allora, liscio e questo è il riposato. nostro impasto che Toccalo, guarda che l'ho bello. fatto, poi l'ho L'hai fatto fatto. riposare, messo, diciamo, basta che è una stanza un po' silenziosa. Non commento. Lo fate A questo riposare. punto ci occorrono due pentole. Sì. Una questa Sì, e una questa. e una questa. Questa. Dai, E le mettiamo qua. sì, Accendiamo. Accendiamo. Qui ci mettiamo l'acqua sì, per la pasta. sì. E qui invece cosa facciamo? Che facciamo? Facciamo un condimento, hai capito che facciamo un condimento? Ma perché fai così, All'arrabbiato. scusami? All'arrabbiato.
Troppo forte solo. E allora per condimentare l'arrabbiata schiacciamo uno spicchio d'aglio così. E quando lo schiacciamo come fa? No, ragazzi, veramente, Come guarda, Aglio! cioè, oggi veramente sono delle coltellate queste ogni volta. Dopo che abbiamo fatto aglio, lo facciamo così, guarda. Dai. E lui che come fa? L'aglio come fa? E che ne so? Aglio mi tagli! Aglio mi tagli! Aglio mi tagli! C'è solo una che ride, visto? Aglio mi tagli! Solo una. Di 400.000 persone, solo una sta ridendo. Non è Una. vero. Mettiamo qui, È parente tua, per caso? sì, dell'olio. È figlia di una mia carissima amica. Ah, ok. Dell'olio. Così. Bene. Mandiamo avanti i fornelli. Sì. Uno. Andate. E uno che fanno due, sì. Ah, poi sono io, poi andate. Questo lo togliamo, così. Mandiamo avanti questo e prendiamo un peperoncino, Sì. bello secco, quasi crusco. Bello secco. E ne dobbiamo mettere Poco. è abbondante. Perché Abbondante? certo. Almeno Vabbè. c'è certa gente, anche una certa Silvia, non so se la conosci. Che l'ha di vista? Sì, che che fa? a me quando vengono le lacrime Sì? del peperoncino che ho messo per lei, Eh? lei dice un poco brucia. Un po' brucia. E invece vengono le Vabbè, lacrime. diciamo che Così. ama il Andiamo- particolarmente Esatto. piccante. Andiamo a mettere questo peperoncino così, Sì. perché dobbiamo fare, quale ricetta stiamo facendo? All'arrabbiata. È scema, fa delle cose assurde. Questo è un pelato tutto sminuzzato e lo andiamo a mettere così. Vabbè. Ora si arrabbia pure lui. E lo lasciamo coquinare. Vai. Lo lasciamo coquinare. Sì. Poi guarda che cosa facciamo. Questo lo togliamo. Ci avvaliamo della collaborazione di un piatto. Vai. Così ti piace? Ci avvaliamo della Ci avvaliamo? collaborazione? No, non c'entra. Dai, è bello, su. Prendiamo un po' di farina di semola. Vai, la sbrizziamo così in La maniera sbrizziamo. sparsa. Mi dai quello lì? E ti faccio vedere. Perché si chiama pizzicotti? Perché si chiamano così? E allora, guarda che facciamo. Vai. E poi lì finiamo. Facciamo questo lavoro qui. Fallo anche te. Faccio io faccio questo? Ah no, ti do questo, guarda, prendi questo. No, quello lei mi serve. Che ne so, Ma ragazzi, perché mi fa fa le cose confondere. così? No, qua! Lascia. Guarda, come si fanno i pizzicotti? Così. Così. Così proprio. Pizzicotto! Arrabbiata! Arrivati! Pizzicotto! Ma sei sicuro? Sì. Che si fa così? Sì, e ti pare che ti dico le Non lo so, sciocchezze? ragazzi, non mi sembra. C'è qualcosa che non va. Tu mi secondo dici me. sempre così, poi alla fine quando assaggi, ma è buono. Pizzicotti, dovete fare proprio un pizzicotto. I pizzicotti. Quella secondo me Si deve! si sta arrabbiando troppo. No, si deve arrabbiare. Allora, Pizzicotto. Non li farò avvicinare questo troppo. è un ematoma questo. Si aspetta. dice proprio ammazzarsi. Pizzicotto. Lo faccio io questo serpentello? Pizzicotto, più piccolo. Ci sono bestie che fai tu. Ecco qua. Ecco qua. I nostri pizzicotti sono pronti e li mettiamo qua. Classico sto tiro. Bellissimo, Classe, bellissimo. classe. Questa la mettiamo qua. e Adesso questo che possiamo facciamo? togliere. Adesso la salsa sta andando La avanti. salsa sta andando avanti. Ok. Dai. Così. Ma non mi toccare! Sono No, arrabbiata! dai, calma le acque. Qua sta succedendo un casino, ragazzi. Calma un po' le acque. Fai da pacere, fai da pacere. Fai da pacere. Ragazzi, facciate pace, perché la lotta non è mai bella. Facete questa pace. Che è il Papa questo? Vabbè. No, il cugino. Il cugino. Allora, ragazzi, pizzicotti E questa è la all'arrabbiata. prima ricetta. La salsa l'abbiamo già preparata. Sì. Io aggiungerei un po' di sale. Anche io aggiungerei un po' di sale, vai. La regina del pepe.
Vabbè, Voglio dare, anche se non ci vai, io voglio dare questo perché basta. poco. Dopodiché Dopodiché, la signoria vostra me l'assaggia perché la dobbiamo togliere. Com'è? Lo posso scendare? L'ho scendato. Va bene? E Buona. questo lo togliamo. ci siamo. Allora, E ora passiamo a fare Sì? un piatto tipicamente lentinese. E voglio fare questo omaggio alla gente di Lentini. dai. O curdurone di Lentini. O curduroni. Ci sono 1000 ricette, per cui poi Lentini è famosa anche per il pane, hanno un pane che è Buonissimo. spettacolare, il pane di Lentini buono di casa. Buono, buono, O buono. curdurone che cos'è? Che Il curdurone cos'è? non è altro che un bel impasto di farina di rimace e poi ripieno o con i broccoli, con la cipolla. Nella fattispecie noi facciamo broccoli e poi Non con la sapevamo cipolla. se farlo con i broccoli e la cipolla, Beh, abbiamo messi tutte e no, due, ragazzi. No, uno no? è uno, ne facciamo due. Ne facciamo uno è due, uno. ragazzi. Non La spieghi le la cose, cosa non le sai bella è che spiegare. quello con la cipolla ci metto le olive. Buono. Perché mia suocera gliele metteva, faceva un curdurone di serie A, la Buono. signora Concettina meravigliosa. E ora passiamo a impastare Dai, l'impastamento. impastiamo per cui l'impasto. apriamo così e mettiamo una mezza chilata di farina di rimace. Poi, Poi andiamo Poi. a mettere un cucchiaino di sale, circa 10 grammi, Dai. più o meno, sì, così, circa così. Aggiungiamo l'olio di semi, Sì. poi vedrete le dosi, le Eh. vedete in dita e scalia. didascalia. Sì. Dita e scalia, due persone sono. Ma che dici? Te Ma lo che giuro, te lo giuro, abbiamo persone? fatto così. Ci mettiamo un 20 grammi di zucchero, 20, poi lo vedrete. Perché lo zucchero? Perché lo zucchero non dà dolcezza, dà colore alla pasta. Ah, sì? Sono delle variazioni, non me ne voglia che non me ne voglia che è un cultore esatto delle cordolone di lentini, ma piccole variazioni che ci possono stare. No, Vedi la io nebbia? dico Oh mia bella di No, lentini, ma che c'entra? che te brilla e te lontano. L'ho dedicata, l'ho dedicata. poi- vabbè, Va bene, allora. abbiamo messo questi ingredienti base, cioè abbiamo messo le polveri e andiamo a, sì con l'evo fare. Dai, Prendiamo l'acqua. impastiamo. Quindi Aspetta. cosa hai messo? Farina di semola, olio di semi, zucchero e acqua? E sale. E sale? E ora metto l'acqua. Stiamo facendo cudruni, stiamo facendo i pizzicotti. Sì? A voi consigli per i consigli. Ma che cosa c'entra? Ma dov'è Non la c'è la rima? rima. Dai, mi hai detto la so, questa volta l'ho preparata, dai. Lei me non l'ha ce detto n'è. di nuovo come Ma me lo l'hai dice detto prima. tu, E allora scusami. facciamo la rima. Consigli per i consigli, bravo. E qui, hai visto? C'è l'impasto bello E pronto. abbiamo l'impasto pronto, allora. Così. Facciamo così. Mettiamo un po' di spolvero. Questo si chiama Sì, spolvero. spolvero. Capito? Qui. Eccolo, pronto. Lo tagliamo a metà. Senti, ma una volta fatto quanto deve riposare? E a secondo del sonno che c'ha. Ma che c'entra? Dillo, dai. Questa ma che vuol dire? la prima lievitazione l'ha fatta. È chiaro che deve anche riposare e lievitare, è normale. Dai, va Adesso bene. ci presumiamo Sì. di un mattarello. Certo, lo prendiamo. Presumi Ecco qua. e allarghiamo. In this way. Sì, This way. Ok. This way. Ok. eccolo. This way. Ok. Lo lasciamo riposare un pochino che lui si prende un po' di gonfiamento così. E ora facciamo, ci fermiamo qua, prendiamo un'altra padella e in velocità andiamo a preparare i Senti. due ripieni per il cordurone. Ma cuduruni, Un po' di olio. Si chiama così, l'etimologia qual non lo è? so, non lo so, si Non chiama lo così, sai? un cudurone. Non conosci? No, un Cosa vuol cudurone. dire? Questa, No. olio, Allora, acciughe, eccole. qua, grazie Stella, questo. Vabbè, pensavo te lo potevi, che ne so, inventare. Ah, il nome? L'etimologia, che ne so. Allora, si chiama cudurone. Dai, la scientificamente- musica di Super Quark, Scientificamente detto cudu, Cudu. che tu lo davi, per cui cudu è uruni. In dialetto uruni, lo dai. Cudu, runi. Bravo. Ti ho garantito. A questo punto ci vuole un
wood spoon. Dai, quindi allora E andiamo a l'acciuga mettere buona, le broccole buonissima, così. e la facciamo Saltare sciogliere così, saltare così, con i le broccoli broccole. così, con l'olio così. Mi metti un po' di sale, non molto perché po' di sale abbiamo così. l'acciuga. Ecco. Ecco, Così, guarda. ecco. Basta! No, vabbè, era poco. Ecco, allora, Andiamo così alla via, così. saltare in padella. Copriamo. Vuoi un coperchio? Sì. Questo? No, questo mi piace di più, guarda. Quello, vabbè. Così, e lo facciamo a cotturare. E lo facciamo cucinare. Cucinare così. Nel frattempo noi Nel prepariamo frattempo l'impasto. prepariamo l'impasto. D'accordo. Diamo un'altra girata, lasciamo riposare. Sì. Apriamo anche questo. Certo. Così. Dai. Dai, mi dai un po' di spolvero abbondante, grazie. Grazie, ancora. Grazie. Ancora? Sì, e allarghiamo anche questo. Va bene, non su di me lo spolvero. Guarda, tutto sulle mani lo ha messo. E lasciamo Ecco. riposare così. Voilà. Così, Voilà. così, così, e lasciamo riposare. Quella bella quantità di broccoli da Sì. riempire, guarda com'è diventato. Desiree, Bene. ci hai Quindi, messo mano. Ma completamente, ne ho assaggiato uno, Ci hai guarda, messo- uno solo erano l'ho assaggiato. uno di una decina. No, ne ho però è lo assaggiato stesso. uno, ragazzi, Lo uno facciamo solo. lo stesso e lo spostiamo. Allora, quindi, Si è mangiato tutto il vabbè, condimento, due, dai, sì. due, massimo Quattro, due. 4. Quindi Prendiamo nel frattempo un'altra che padella. facciamo? Prendiamo una padella. È chiaro che noi abbiamo esigenze di fare tutto insieme per questione di tempi, ma voi un giorno vi fate i pizzicotti all'arrabbiata, un altro giorno vi fate questo. certo. capito? Dell'olio, grazie, poco basta, Basta. di questa cipolla E mettiamo la cipolla. e mettiamo la cipolla a... Ah? Che è? Che è successo, Totino? Che è successo? Ma che è successo? Sta Dimmelo. stufando. C'è sempre una che ride, Sempre la tua parente che ride, cioè. Facciamo andare questa cipolla così, guarda, che deve addirittura bruciacchiarsi. Ma quella sta bollendo, possiamo Lasciala mettere la bollire, pasta? possiamo- Ancora no. no. No, ancora no. No, Qua, no. guarda. No. Ora, noi cosa facciamo? Che Vi facciamo? insegno una cosa. Dai. Si va a fuoco alto, Vai. si crea proprio la reazione Di Maillard. di Maillard che caramellizza, Sì. aggiungiamo dell'acqua, Sì. senti come sfrigo, e ci andiamo, vedi, guarda come sta diventando bruna. Eh sì. Quest'opera, questa azione noi la ripetiamo più volte, togliendo e mettendo l'acqua e coprendo E soprattutto. coprendo soprattutto. Dammi un coperchio. Dai. Il coperchio di Copernico, questo di qua non ci entra, sì, ci facciamo tanto. Va bene. Perfetto, e lo Facciamo facciamo effetto vapore. a cotturare finché la cipolla proprio... Oppure la cipolla Com'è così? appassisce. E cosa ti faccio vedere come è diventata la cipolla? Ma questi sono gli ingredienti segreti che ho messo. Cosa hai di mia messo? suocera. Uno, Le olive di tua suocera? brava, e l'altro? Dai, e l'altro che colore? hai messo? Non lo so. Il concentrato Brava, di pomodoro che è là. brava, Bene, quindi ecco. la cipolla che fa? Si appassisce da sola con l'acqua. A un certo punto metti le olive e poi il È concentrato e un basta? mezzo cucchiaino di concentrato di pomodoro giusto per dare quel sapore. Allora, dai, ci siamo. Quindi, Ok, ci siamo. Cominciamo così. quindi Guarda, apriamo questo. apriamo questo. Ora io ho paura a fare una cosa. Che devi fare? Devo affettare il formaggio. Affetta il formato, l'affetto io, dai, no, mettilo è qua. questa la mia paura. T'aiuto io, dai. No. Che devi fare? Io lo faccio. Tu lo fai. Sì. Perché se no non ci basta, capito? Strano, come mai non Beh, ci dai, basta? una fetta di pepato Ecco gigante, qua, dai. guarda. Andiamo a prendere Allora, questo di qua vai. e lo cominciamo ad affettare dalla parte alta, così. Ah, fai così. 2. Queste fette così. Ci siamo, Queste fette generose che andremo a Generose. mettere a questo punto qui, guarda. Tutte nella così. parte centrale, così. No, più verso l'esterno. Più verso come l'esterno, era per vedere se eri vedi. preparato. Sì, giusto, vergogna. Poi che Così. si fa? Poi andiamo a prendere il nostro bel condizione di queste broccole meravigliose. Ah, no, non ho toccato niente, non ho toccato Un niente. cucchiaio. Tieni. Prendiamo questo, Belli questi, belli qua ragazzi. così, Belli.
che sono belli carnosi perché non Mamma arrivano. mia, che profumo. Però ne mancano la metà, Guarda, Chi forse l'ha preso? 2 o 3 ne ho presi, guarda. Te li sei portati pure a casa, secondo me. Ma quando mai? Non è vero, dai, perché non ne facevi di più tu? Ah, io li ho fatti quelli giusti, tu te li sei mangiati. Allora, quindi, Qua, qua, sì, qua. Ripeto, i puristi lentinesi del cordonione non me ne vogliano. È già un bel gesto che li ho fatti, ne sto parlando. Cittadini del mondo, comprate il pane di lentini, che è qualcosa di meraviglioso. bene, quindi allora abbiamo Diamo un'altra detto allargatina pepato fresco, i broccoli che avevamo saltato in padella Brava. prima. Chiudiamo così. E chiudiamo come fosse un portafoglio Esatto, praticamente, così, no? guarda, così. In this way, Vai. Poi non Poi. finisce qua. Che facciamo adesso? Ci aiutiamo con una spatola, con un poco di spolvero Sì. qua nella spatola. Sì, E facciamo questo movimento così. Lo portiamo così sì, e facciamo 1, 2, 1, 2. fai la girata, come si Questa dice? girata così. E facciamo questa girata. Dillo. Fai questa girata così? Sì, Giri, sì. aggira. Che c'entra? Gira un paese. E andremo così, alla via, così, andiamo, via, È pronto? via. Per essere via. infornato? Quasi. Questa parte eccedente la andiamo a togliere. Prendiamo la teia. Siamo pronti, ragazzi? Sì, dell'olio così, Eccoci, quindi questo pronti? così E questo è pronto. e questo è pronto così. Dai. Ed è uno. Poi Ed è uno. Facciamo l'altro pure? facciamo l'altro veloce. Che prendo, la cipolla? Sì, sempre con il... Allora, Così, andiamo ad allargare, questo là e là. e là. Qua così, Quindi sempre pepato così. e la cipolla che l'abbiamo fatta appassire con un po' d'acqua e poi abbiamo messo cosa? Il concentrato e le olive, Concentrato giusto? e le olive, brava. Ecco. È come se l'avesse fatta lei. Vabbè, certo. Certo. Allora, Mi daresti un cucchiaio, mon amour? certo, tieni. Merci beaucoup. Andiamo così di cipolla. Bene. Questo è per chi non ama la cipolla, è il piatto ideale. È perfetto, infatti. È vero? E voi là. Ok. E questo è pronto. Così. Andiamo a chiudere allo stesso modo. E c'è l'operazione finale da fare. Che sarebbe? dobbiamo fare? Questo li facciamo di nuovo o cordonone. Forse può essere che da qui. Ah, può essere, sai, è possibile. Può essere che da qui, cordonone. Come una corda? Cosa? Sì, che lo incordo. Va bene, facciamo Andiamo la nostra così. treccina. Così. Ecco qua, il più lo leviamo e lo andiamo a mettere. E siamo vicino. pronti. Così. Il finale. Dammi Che il c'è? pennello. E qui, tieni. Irroriamo di abbondante olio di oliva. Sì, Spennelliamo. spennelliamo. Così. Bello. Veloce. E andiamo a infornare. Sempre quella, 180 gradi, 20 minuti, Al giusto? volo, sempre 180, 200 gradi almeno, 20 minuti ci può stare. Allora, quindi la A nostra questo ricetta è in punto- forno, adesso andiamo alla pasta, giusto? Certo, l'acqua
Quasi che bolle. Appena bolle, metterò la pasta, la andremo a condire, faremo i piatti e faremo l'assaggio. Direttamente? Il tempo di... Pulisci, prendi qualcosa. No, pulisci tu. Pulisci tu. Pulisci tu. Dai. Oh mia bella Madonnina. Ma che stai facendo? Che te brilla Dai. e lontana. Impiattiamo piuttosto, dai. Allora. Facciamo, via, al volo, prendiamo. Quindi, Prendo questa, va bene, hai capito? il sugo all'arrabbiata. Questa di qua. Questa Nel di qua. frattempo abbiamo messo giù Nel i frattempo. nostri arrabbiato! Sono arrabbiato! I pizzicotti. Allora, All'arrabbiato. che prendi per scolare la Prendiamo pasta? il Cosa ragno. vuoi? La tarantola? Sì, la tarantola, il ragno. Tieni la tarantola. Prendiamo il ragno, nel frattempo questa sale di temperatura. Sì, dai. Guarda come sprecolia. Eh. Guarda, Allora, pizzicotti, belli. qua. Pizzicotti, guarda, Pizzicotti, sono belli, belli perché belli, sono belli, così. sono così. Ma la renisciute. Sì, degli gnocchi un po'. Diciamo che un po' ti stortini. somigliano come... Non mi sembra. Dai, un po' Non mi così, sembra. un po' così, dai. Non mi sembra. Ho detto Allora, ma la renisciute. quindi, allora, Questo lo metto Questi qua. sono qua. Questo io la spengo, ma me la lascio qui la perché lasciamo non si qua. sa mai. Senti, che piatto vuoi per E impiattare facciamo, questa? ora vediamo. Ci Facciamo pensi? una bella pioggia di Pecorino. peco sbelo. Così. Questo andiamo a spostarli un pochino così. Belli. Poi Andiamo un po' a saltare in padella col nostro sugo con questo pecorino all'arrabbiata, che si questo pecorino che si da tutto. ingloba. Mi dà il cucchiaio grande, mi dà il cucchiaio grande, il cucchiaio grande, me lo dà il Certo, cucchiaio grande, il cucchiaio grande, me lo dai? certo, Me lo dai il cucchiaio, grazie. certo. E andiamo a mettere Mamma mia, ragazzi, guarda. questi meravigliosi pizzicotti alla Belli, romana. profumati. Se sono carini non sono arrabbiati. Vabbè, dipende dai gusti, no? Senti come sfrigola. Va bene, dai, per me basta. Scusi, siamo a un ristorante, capito? Siamo a un ristorante. Qui, ma io vorrei piovere un altro pochino, Ma guarda, no? poco, ne Così, gradisco poco. guarda. Va bene, basta così, basta. E lo mettiamo in esposition. E Ecco. questo va qua. Primo Nel piatto di frattempo oggi Ci rechiamo in al forno questo lo togliamo. e andiamo a prendere la seconda ricetta, giusto? Questo lo togliamo. Andiamo a prendere A prendere i i cuduruna. cuduruni. Dai, pronti? Pronti? Ecco, ippi. Teresa, ippi. E questi sono i nostri cuduruni. Belli, allora. Che ci pregiamo di fare questo. Come li vuoi mettere? Su un tagliere? Prendi Li vuoi questo adagiare? tagliere, Adagiamoli sì. su un tagliere, ragazzi, sì. Così. Facciamo una cosa così, diciamo... Rusticese. Sì, chic. Prendiamo, questo è quello con le cipolle. Bello. Da dove si capisce che è con le cipolle? Perché qui si vede che ci sono... C'è arrivata! Non me l'aspettavo! C'è arrivata, io non ce l'avevo. Ti vuoi sbrigare? niente, Ho fame, per favore. Questo qui e lo andiamo a posizionare Mamma mia, al ragazzi, posto. ma che giornata. Ma che ricette. Va bene, Ma che questo lo cos'è? prendiamo e lo spostiamo. E lo qua. spostiamo. Qua, così. E adesso mi comunicano dalla direzione non c'è assaggio oggi. Non c'era assaggio oggi. Come? Ma io lo posso assaggiare un po', dai, solo uno. Solo uno. Ti devi fare i fatti tuoi? Si è arrabbiato. Ti devi fare i fatti tuoi. Arrabbiati di più, vediamo. In dialetto catanese arrabbia. Ormai mi viene da ridere. No, dimmelo, da fare i fatti tuoi in dialetto No, catanese. non è dimmelo. fatti tuoi in diretto catanese. Vabbè, non lo dici, ma dici fatti. Dai. E non mi viene con... No. Va bene. Basta. Dillo in catanese. Ragazzi, molto buona. Dillo in catanese. Buona, che Te devo dire? disse che a fare che te ne io capisci. Non è catanese No, e questo. cos'è? C'è un qualcosa di palermitano Ma ti dici via in questo accento. Mi tagli per favore un pezzo di quella con i broccoli? Grazie. Cioè mi dai pure ordini, mi dai? No, è perché dico tu la puoi proporzionare sempre tu. Va bene. Dai. Andiamo così e lei continua lì.
Buona, buona, Posso ragazzi, prendere buona. un coltello? Buona. Ti piace il tipo di pasta? È vero che è buono? Buona. Perfetto. E andiamo al taglio. Tagliamo uno e tagliamo due. Buonissima, Aspetta. Cipolle e le broccoles. O cotterone di lentini. Allora, Te ne do un la pezzo. puntata è finita. Quale vuoi? Questo? Cominci da qua. Dammi un po' di questo. Vai. Ci vediamo domani per un'altra puntata. Nuove ricette ancora non si sa. Cosa prepariamo domani non si È da sa. molto che non facciamo il quiz. Chi c'è dietro Desiree? Chi c'è? Non lo indovinerete mai. No. Com'è? Com'è? Buono, buono, buono. Lo posso assaggiare un po'? No, lo posso assaggiare un po'? No. Arrivederci. Allora, quello con la cipolla lo vuoi assaggiare? Vabbè, l'assaggio dopo, no? Dai, Assaggia quello con la cipolla, su. buono. Assaggia questo con la cipolla, su. Assaggia questo con la cipolla, su. E le stelle stanno a guardare. Ah, qui. A te che mangi. Ci vediamo alla prossima. Avete capito? Sono arrabbiato. Pizzicotti all'arrabbiata. Per i pizzicotti 300 g di farina 00, un cucchiaio di olio Evo, 3 g di lievito di birra. Per la salsa 800 g di pelati, uno spicchio d'aglio, 2 peperoncini rossi secchi, olio Evo e sale quanto basta. Cuduruni all'insalata 500 g di farina di rimacino, 250 g di acqua, 25 g di lievito, 10 g di sale, 10 g di zucchero. Per il ripieno con broccoli 500 g di broccoli, 4 filetti di acciughe, 100 g di primo sale, olio Evo, sale e pepe quanto basta. Per il ripieno con cipolla 2 cipolle bianche, un cucchiaino di concentrato, mezzo cucchiaino di zucchero, un cucchiaio di aceto, olio Evo quanto basta.